È il giorno della verità, quello atteso da parecchie settimane, se non da mesi, a distanza di quasi un anno, 355 giorni dopo la retrocessione in promozione, la Messana scende in campo per vincere il campionato e riconquistare l'eccellenza. Nella 26esima e ultima giornata la squadra di mister Cosimini torna sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte per affrontare il Città di Villafranca. Giallorossi reduci da 5 vittorie consecutive e l'ultima raccolta proprio qui a Bisconte per 3-1 contro l'Atletico Messina, gli ospiti nell'ultimo turno hanno vinto per 4-0 sulla Promende e si sono guadagnati il terzo posto in classifica. Il timoniere mister Giuseppe Cosimini che schiera così l'ultimo 11 del suo campionato: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Gargiulo, Cannavò, Mondello. A disposizione Crupi, Ardiri, Crisafulli, Gazzè, Viscuso, Giuseppe Bonasera, Catalfamo, Arena e Barbera. Fischia il signor Azzolina di Ragusa, gli assistenti sono entrambi di Palermo, Leone e Biondolillo. Prima del fischio iniziale viene osservato un sentito e caloroso minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Tutta la nostra redazione si stringe al cordoglio e all'ultimo dell'intera comunità e dei familiari. Partiamo allora col film del primo tempo. La prima chance dopo appena un minuto, tiro al lato di Ferraù. Al quinto è Rizzo che cerca di combinare con Cannavò l'inserimento del centrocampista, il pallone che però termina alto dalla destra. Al settimo cerca lo schema sul calcio d'angolo la Messana liberando al limite dell'area Ferraù. Mancino come sempre pericoloso viene deviato e termina tra le braccia di Taranto. Al sedicesimo Mondello, il suo pressing funziona, non è falloso. Cannavò allora lo manda al cross dalla sinistra, Mondello esegue il pallone sporcato, termina sui piedi di Giosuè Bonasera. Stop, conclusione, il classe 2007 aspetta l'ultima giornata per fare il primo gol del suo campionato, una rete che va a certificare il valore di un under clamoroso in questa stagione per la Messana. Trovato il vantaggio però i padroni di casa non si accontentano, continuano a spingere, vogliono raggiungere l'obiettivo. 19esimo, lancio di Tricamo che apre la corsa a destra di Antonio Ventra, il bomber giallorosso punta l'area di rigore, vorrebbe il gol in quest'ultima giornata. Taranto dice no in uscita, ma lì c'è lui, c'è Cristian Ferraù che fa 2-0 con il sinistro preciso, chirurgico. Ancora un gol in una stagione esaltante per Ferraù, tra i leader tecnici di questa Messana. Siamo al 20esimo al Sorbello Stadium di Bisconte, il Villafranca non vuole fare soltanto la comparsa, azione propizia dalla destra con il pallone che finisce a centro area, buono per Davide Spadicchia che la mette giù, va alla conclusione col mancino, bravissimo, con un balzo felino a respingere Riccardo Ferrara. Minuto 26, doppio tentativo di respinta invece la difesa biancoverde, destro improvviso da parte di Mondello che vorrebbe la rete personale ma Taranto si distende bene. Minuto 27, Rizzo manda Cannavò, poi il lancio di prima su Ventra che difende bene, scaglia il mancino, parata comunque centrale in due tempi per Taranto. 33esimo, Ventra bravo a far correre a destra Giosuè Bonasera, palla all'indietro, Ferraù non arriva con la coordinazione giusta e si impenna la sua conclusione. L'ultima chance al 45esimo è per gli ospiti, calcio di punizione affidato al destro sapiente Nino Bellamacina, pallone centrale tra le braccia di Ferrara. Finisce così il primo tempo, la Messana vede sempre più vicina la promozione in eccellenza dopo i primi 45 minuti al Sorbello Stadium. 2-0 contro il Città di Villafranca, inizia la ripresa, bastano 30 secondi a Mondello per sfondare sul lancio di Misiti. Mondello, forse troppo altruista nell'occasione, preferisce mettere in mezzo, allontana Prince of Bonda. Iniziano i cambi, dentro Ardiri per Fragapane al 51esimo, 53esimo il Villafranca cerca il gol che potrebbe dimezzare le distanze, lancio da parte di Bellamacina per Riccardo Libro che sorprende alle spalle proprio il neo entrato Ardiri che lo tocca così, e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Nonostante le proteste dal dischetto si presenta Bellamacina, ipnotizzato da Riccardo Ferrara che vuole mantenere la porta inviolata, vuole dimostrare di essere, come dicono le statistiche, il portiere più forte di Sicilia. Entra Peppe Bonasera al posto di Mondello quando siamo al 55esimo. Al 58esimo arriva la standing ovation meritata per Ferraù, al suo posto Barbera. 62esimo prosegue con i cambi mister Cosimini, è il momento del giovane Michele Crisafulli che va a subentrare sul terreno di gioco a una delle colonne portanti di questa Messana, Antonino Misiti. Minuto 66, bellissimo momento emozionante al Sorbello Stadium di Bisconte, quella di oggi pomeriggio è l'ultima gara in carriera di Andrea Taranto, portiere del Città di Villafranca, che si prende abbracci e applausi da parte di tutti. Al suo posto Gualberti. Arriviamo al 68esimo, Messana che con i nuovi entrati cerca ancora di offendere, bella combinazione a sinistra tra Barbera e Giuseppe Bonasera, sfera in mezzo, Cannavola mette giù, spara potentissimo
potentissimo col destro, la mette alta, 69esimo, l'ultimo cambio, c'è spazio anche per Gianluca Gazzè al posto di Gargiulo, minuto 71, Rizzo vorrebbe la gioia personale, il pallone potentissimo ma finisce di un soffio oltre la traversa, minuto 74, attacca Ventra che serve, la corsa a destra di Trigamo, sfera in mezzo, il pallone finisce ancora sul secondo palo, Barberà all'indietro per Ventra che non riesce a trovare la gioia personale, minuto 79, il gol alla fine arriva proprio in questo out mancino molto utilizzato dalla Messana nella ripresa, Peppe Bonasera per Barbera che aggira il difensore e col destro secco la scaglia alle spalle del portiere, siamo nei minuti finali, si aspetta solo la festa, fischia 3 volte il signor Azzolina, la Messana 11 mesi dopo torna in eccellenza, missione compiuta per la formazione di mister Giuseppe Cosimini alla prima vittoria tra i grandi, alla prima stagione tra i grandi dopo tanti successi nel calcio giovanile, numeri clamorosi, una stagione che verrà ricordata come quella degli invincibili, miglior attacco, 70 reti, miglior difesa, appena 9 reti subite, 0 sconfitte, 4 pareggi e solo vittorie, sono 22. Amici di Wisport, è stato un piacere raccontarvelo, vi lasciamo alle immagini della festa, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.